Ancora un buongiorno da Telefriuli, ben ritrovati in diretta a questo appuntamento con A Voi la Linea. In apertura c'è l'arresto nella notte in una struttura ricettiva della provincia di Udine di un appartenente all''ndrangheta che lavorava regolarmente assunto di una ditta attiva in subappalto in provincia di Gorizia e si sarebbe trattenuto nella nostra regione ancora per qualche giorno. I dettagli allora dalla questura di Udine con il vicequestore Massimiliano Ortolan, dirigente della squadra mobile che ha eseguito l'arresto. Sì, eccoci, siamo in questura a Udine per darvi conto di un'importante operazione che si sta tuttora svolgendo a livello nazionale riguardante cosche mafiose, 'ndrangheta. In parte è stata gestita anche dalla squadra mobile della questura di Udine, qui con noi il vicequestore Massimiliano Ortolan, che può darci delle indicazioni rispetto a come questa operazione ha interessato anche la nostra regione. Buongiorno. Buongiorno. Naturalmente noi siamo intervenuti solamente nella fase esecutiva, in quanto l'attività di indagine, che è durata per diversi anni, è stata effettuata dal personale della squadra mobile della questura di Reggio Calabria e dal commissariato di Gioia Tauro. Si tratta di fatti prevalentemente legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti che è avvenuto appunto dall'Italia verso l'estero e viceversa, con basi operative esclusivamente in Calabria. In questo caso coinvolto nell'attività di indagine è un 57enne italiano, il quale in questi giorni si trovava in Friuli. In particolare era alloggiato in una struttura ricettiva qui nella provincia di Udine e lavorava con un familiare in provincia di Gorizia. È assunto regolarmente da una ditta campana nell'ambito della carpenteria e lavorava questa ditta campana in subappalto per conto di una ditta friulana, come dicevo appunto in provincia di Gorizia. In questo caso i colleghi di Reggio Calabria, siccome avevano individuato il soggetto qui da noi, insomma, ci hanno incaricato di eseguire questa misura cautelare in carcere e pertanto nei giorni scorsi, dopo una attenta osservazione in relazione appunto alle abitudini di questi soggetti, sono stati appunto individuati nella struttura e questa notte, insomma, verso le 3, quando è scattata l'operazione in Calabria, insomma, è scattata anche qui da noi. Naturalmente abbiamo svegliato i soggetti nel sonno e abbiamo catturato il soggetto destinatario della misura. In questi momenti lo stiamo accompagnando presso il carcere di Udine e poi probabilmente ci sarà il trasferimento verso le zone di origine. Quindi un'importante operazione che, come abbiamo sentito, è tuttora in corso e quindi dalla questura di Udine è tutto. Grazie a Paola Trepo, apriamo la pagina Covid con ieri 28.600 prenotazioni per il vaccino da parte delle persone fragili e della categoria fra i 75 e i 79 anni. Con il vicepresidente della Regione Riccardi abbiamo fatto il punto anche sulle prossime aperture dei centri vaccinali di massa che riguarderanno altri punti della nostra regione, ma anche sulla situazione del contagio che è in miglioramento. l'RT scende sotto quota 1,25, in particolare il dato, la rilevazione che è arrivata questa mattina è di 1,23. Il dato finale è arrivato a 28.600, che è un risultato importante se consideriamo che oltre la metà è anche per prenotazione AstraZeneca, quindi vuol dire che la preoccupazione all'utilizzo di quel vaccino è venuta meno e quindi è un'arma importante che abbiamo a disposizione. Poi noi lavoriamo a migliaia di vaccini al giorno, diciamo che il nostro obiettivo
quello di riuscire a raggiungere quel tetto di 10.000 che è sostanzialmente il 2% del valore dei 500.000 che vengono considerati l'obiettivo che il governo ha in prospettiva, il numero di vaccini a somministrare in una giornata. Si era partiti con gli ospedali del territorio, i centri invece di vaccinazione di massa saranno praticamente la regola, sempre di più in sostanza. Noi manteniamo quelli che sono i punti dei distretti, ovviamente, quelli che sono in capo alle strutture direttamente del sistema sanitario nei loro luoghi di lavoro. I distretti sono i luoghi più, gli ospedali anche. Però tendenzialmente cerchiamo di togliere questo afflusso dentro gli ospedali, in particolare gli ospedali più grandi, per realizzare strutture massive organizzate che consentono di fare molti vaccini anche contestualmente. Insomma. Che un attacco alle regioni c'è stato ieri da parte del Premier Draghi, che ha parlato di un atteggiamento disomogeneo, insomma, da parte delle regioni, con alcuni che in alcuni casi, insomma, non darebbero la giusta attenzione agli anziani, privilegiando invece altre categorie. È arrivata anche la risposta del Presidente Fedriga, che ha sottolineato come a suo parere in questo momento sia inaccettabile attaccare le regioni sulla campagna vaccinale. Cosa ne pensa di quello che ha detto Draghi? Ma io penso che le regioni sono tutte le regioni, quelle governate dal centrodestra, governate dal centro-sinistra, senza distinzione di parte, sono le organizzazioni che si sono prese sulle spalle tutta questa operazione. Cioè, il governo ci ha dato un piano che è stato applicato come è stato applicato, mettendo i vulnerabili, che è l'elemento di maggiore criticità, quindi la disabilità, in una condizione di dover essere vaccinato più tardi rispetto agli over 80, perché è stabilito che gli over 80 fossero una categoria maggiormente a rischio. Poi è arrivato AstraZeneca e quindi si è aperta, si è definito il servizio essenziale, poi lo si è tolto. Dovevano arrivare centinaia di forze che si aggiungevano a quelle che le aziende sanitarie delle regioni mettevano a disposizione, non sono arrivate. Quindi io non credo che sia il caso di aprire scontri tra governo e regioni e nemmeno di avere regioni e regioni che declinano il piano come ritengono più opportuno. Io penso che il sistema debba continuare a ragionare unito. Se dobbiamo cominciare a dire chi è il più bravo dell'altro e che ti arriva qualcuno e fa le cose che devi fare tu, io credo che le regioni abbiano fatto ampiamente il loro dovere nel corso di questi mesi. È vero, secondo anche i vostri dati, che in Friuli Venezia Giulia il picco, questa terza ondata, è stato raggiunto? Ma guardi, nell'ultima settimana abbiamo avuto un aumento del 2%, nelle 3 settimane precedenti avevamo 37, 38 e 57 d'aumento. Quindi è chiaro che il valore si è ampiamente ridotto. Oggi noi registriamo con un rapporto che è arrivato stanotte la riduzione dell'RT all'1,23, che è sotto la soglia dell'1,25, anche se manteniamo un rapporto contagio su 100.000 persone oltre il 250, quindi quello è un valore alto. C'è da dire un'altra cosa, noi non teniamo conto del valore del tampone che facciamo. Se noi andiamo a considerare il numero di casi positivi sui tamponi che facciamo, la nostra è una regione che sta di sotto della media italiana, quindi anche qui bisognerebbe fare un po' d'ordine. Non si può definire il dato di contagio in una regione nel momento in cui questo contagio viene cercato molto di più rispetto ad altre regioni dove viene cercato molto meno. Adesso vedremo il governo come interpreterà questi dati. Io direi che noi abbiamo la grande preoccupazione, la grande osservazione della domanda della pressione ospedaliera. I pronti soccorsi sono pieni, le aree mediche hanno ricoveri importanti, le terapie intensive hanno raggiunto i livelli più alti della nostra esperienza pandemica e quindi la nostra grande attenzione va lì e su questo noi dobbiamo riuscire dopo questo anno di fatica a governare il sistema ospedaliero, a continuare l'attività di sorveglianza e a fare la campagna vaccinale.
Dunque, dati da un lato miglioramento, dall'altro la situazione negli ospedali della regione, soprattutto per l'azienda del Friuli Centrale, resta critica e si rileva anche una grande stanchezza da parte degli operatori. A dirlo è il responsabile di malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Massimo Crapis. La situazione è una situazione critica in questo momento. Sicuramente critica a livello regionale, abbastanza critica a livello di Friuli Occidentale. Adesso siamo tra i 100 e i 105 pazienti attualmente ricoverati, ma una parte di questi sono provenienti dal Friuli Centrale, perché sicuramente nel Friuli Centrale la situazione è peggiore dal punto di vista epidemiologico e quindi poi conseguentemente del sovraccarico sul sistema sanitario. Io credo che in realtà la più grande criticità in questo momento sia il logorio, soprattutto anche fisico, ma soprattutto psicologico degli operatori sanitari. Siamo stanchi e si vedono i segni della stanchezza. Il clima è un clima teso, con frequenti screzi, litigi che fanno trasparire la fatica accumulata in quest'anno. È esattamente un anno che siamo coinvolti e sommersi dalle onde di questo mare in tempesta che continua a imperversare. La soluzione che non sembra così tanto lontana, così troppo lontana, rappresentata dalla vaccinazione, e a conferma di questo continuiamo a citare il fatto che nelle RSA e tra gli operatori sanitari, che sono le due popolazioni vaccinate da più tempo e quindi con le due dosi, il tasso di positività tende asintoticamente verso lo zero, ma soprattutto non abbiamo forme gravi, abbiamo lo zero di forme gravi. Questo è sicuramente un grandissimo risultato. Ecco perché viviamo con grande frustrazione quello che è successo nei confronti della querela, diciamo così, del vaccino AstraZeneca, perché, e purtroppo duole dire che una parte è indotta anche dalla cattiva comunicazione, dalla cattiva gestione comunicativa anche degli organi regolatori, come per esempio l'AIFA. Diciamo appunto l'AIFA non ci ha messo in buone condizioni nei confronti della popolazione generale, perché con il blocco totale che è avvenuto ad un certo punto, dopo che già c'erano state un sacco di rassicurazioni, quelle corrette, e la ripresa dei vaccini sicuramente ha gettato un clima di inquietudine, di timori nelle persone anche più convinte. Mi preme ribadire ancora una volta, rassicurando tutti, che l'efficacia di AstraZeneca è equivalente a Pfizer e Moderna nel prevenire le forme gravi, mortali e correlate ad ospedalizzazione. È identico, quindi non è questo vaccino di serie B, ha una riduzione, un'efficacia lievemente ridotta di un 10% di riduzione, dall'82% versus il 94%, nei confronti della positività di per sé. Ma chi se ne frega, voglio dire, essere positivi e non essere gravi, non andare in pronto soccorso, non andare in ospedale, non morire, direi che è già una grandissima conquista. Quindi assolutamente il prima possibile bisogna vaccinarsi, bisogna vaccinare il più possibile la popolazione con qualsiasi vaccino che abbiamo in questo momento a disposizione e quelli che poi avremo a disposizione a breve. Mi raccomando, perché l'unico modo per riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel è far sì che il sistema sanitario continui a reggere e non si sgretoli sotto i colpi dello stress fisico e psichico a cui sono sottoposti gli operatori sanitari. Torniamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Quello di oggi è il Dante D, il giorno nel quale secondo gli studiosi inizia la straordinaria avventura che verrà raccontata poi dal sommo poeta nella Divina Commedia. Ci sono tanti appuntamenti in programma. Alle 17 Don Alessio Geretti sarà protagonista di una conferenza organizzata dalla Fondazione De Claricini sulla propria pagina Facebook. 25 marzo 1300, secondo gli studiosi di Dante, è il giorno in cui inizia l'avventura che poi verrà raccontata dal sommo poeta nella Divina Commedia.
Siamo qui 700 anni dopo la morte di questo grande genio, fondamentale per la storia, la cultura, la lingua di tutti noi italiani. Siamo qui per accorgerci non soltanto della grandezza geniale di Dante, ma della sua attualità. Per farlo, nel momento di studio e di riflessione organizzato dalla Fondazione De Claricini Don Pacher, partiamo dalla esperienza umana che Dante ha vissuto e che ha generato poi quel grande capolavoro di intramontabile bellezza. È stata un'esperienza tanto politicamente quanto esistenzialmente intensa e tribolata, ma necessaria per giungere a quel chiarimento di fondo sul senso della vita che poi l'Alighieri riesce a trasmetterci. Dante si è anzitutto appassionato alla vita politica della sua Firenze, bruciando le tappe nel giro di pochi anni, dal 1295 fino al 1300, quando riesce a diventare addirittura uno dei priori, entrando a far parte dunque dell'organo più importante della città. Ma subito dopo lo scatenarsi del conflitto tra i Guelfi bianchi, il partito ai quali lui appartiene, e i Guelfi neri, arriverà ad un livello di tale violenza che si ritorcerà contro Dante stesso, con la vittoria dei neri, l'esilio dei bianchi, l'impossibilità di Dante di tornare nella sua Firenze. Da allora fino alla morte, nel 1321, Dante continuerà a Ramingo a trovare accoglienza presso principi e signori d'Italia che apprezzeranno le sue grandi doti di intellettuale e di diplomatico. Ma questa esperienza lascia il segno. Dante impara che il nostro desiderio di avvicinare il mondo con l'azione politica al bene e alla giustizia si scontra inevitabilmente con le contraddizioni dell'agire umano, con i limiti delle istituzioni, con l'infiltrazione della cupidigia e della violenza anche nei contesti più nobili. C'è dunque un'unica strada per continuare a lavorare per la riforma di questo mondo senza rassegnarsi alla sua decadenza. È la strada della educazione delle coscienze, per cui Dante sceglie la via dell'arte, della poesia, del pensiero e della teologia, precisamente perché sa che quando l'uomo dimentica i grandi ideali e i grandi valori, quando dimentica Dio e il senso della vita, allora è più facilmente preda di ogni genere di bassezza e qualunque buon proposito fa assai presto naufragio. Anche esistenzialmente Dante sperimenta la grande delusione della sua vita quando la giovane e incantevole Beatrice muore improvvisamente. Solo vederla lo convinceva che la vita fosse una benedizione. Perderla gli diede la percezione per un certo momento che la vita fosse un inganno. E nel mezzo del cammin della sua vita si ritrovò in una selva oscura. Per fortuna la luce della fede lo ha condotto fuori, ripensando all'insegnamento degli antichi, di cui Virgilio è un esponente sommo, e ai santi di casa sua e della tradizione cristiana, di cui la stessa Beatrice è l'esponente di punta. E così Dante ritrova il sentiero che porta, dopo tanta oscurità, a rivedere le stelle. Anche noi, nel nostro tempo, ci imbattiamo in fondo nelle stesse difficoltà che Dante ha sperimentato. Anche noi tentati di delusione o rassegnazione, o forse dispersi in qualche smarrimento dell'anima. Sabato aprirà a Pordenone il nuovo parcheggio da 32 posti in via Dante. Il comune sta ultimando la riqualificazione di piazza Duca d'Aosta e di viale Marconi con l'assessore Mirante. Allora vediamo quali saranno i prossimi passi per la sistemazione del ring cittadino. Siamo qui con Cristina Mirante, assessore alla viabilità del comune di Pordenone, nel parcheggio di via Dante, nel nuovo parcheggio di via Dante che verrà inaugurato sabato prossimo, un'opera importante per il centro cittadino e per tutta la città. Sì, assolutamente, è un luogo dove è possibile parcheggiare
soprattutto quando ci sono delle manifestazioni in città, e non soltanto, pensiamo al mercato il mercoledì e il sabato, è un punto molto importante proprio per cominciare la passeggiata lungo il mercato e per allungare un po' il senso del centro storico, quindi aumentare un'offerta di parcheggi che in questa zona è particolarmente richiesta. Questo è uno ovviamente dei tanti tasselli che riguardano questa zona e che riguardano la viabilità, la mobilità e quindi anche la sosta, che sono stati messi in campo. Quanti sono i parcheggi? Quanto costerà parcheggiare qui nel Park Dante? Allora, i parcheggi sono 32, più ci sono ovviamente c'è il parcheggio per il posto per i disabili, in più per quanto riguarda la sosta, la tariffa che è stata decisa fino al 31/12 di quest'anno e poi sarà oggetto di riflessione di 1,20 € in analogia a quella che è il costo della sosta di questa zona. Non solo parcheggi, a poche decine di metri da noi c'è Piazza Duca d'Aosta, c'è Viale Marconi, che sono stati completati in buona parte, un senso di marcia è stato aperto, quello tradizionale. Quali sono i prossimi passi? Cosa manca per aprire anche l'altro senso di marcia? Ci sono ancora dei piccoli passi che riguardano la segnaletica, stiamo aspettando l'asciugatura ovviamente dell'asfalto, ci vuole qualche giorno in modo tale da evitare che l'asfalto stesso si beva la vernice della segnaletica, che verrà fatta a partire da domenica. Ovviamente approfittiamo della domenica come giornata per fare gli incroci, tutte le parti più delicate. Quando entrerà in funzione il doppio senso? Lo faremo in maniera graduale. Innanzitutto apriremo la possibilità da chi viene da via Beato Dorico di poter svoltare a destra verso piazza Duca d'Aosta, quindi di percorrere in contromano, diciamo, viale Marconi. Subito dopo Pasqua è previsto l'intervento sui semafori in modo tale da attivare il doppio senso anche da viale Grigoletti, via Montereale e da via Matteotti in svolta a sinistra. Anche la pista ciclabile in fase di completamento è stata pitturata di un colore evidente in modo tale da distinguerla in maniera importante dalla sede stradale e dal marciapiede, per evitare che ci sia ovviamente un utilizzo promiscuo e in questo modo di velocizzare e migliorare ovviamente il percorso dei ciclisti e mettere in sicurezza ovviamente i pedoni. Per quanto riguarda il ring ci sono altre opere in programma, quali sono e quali sono i tempi di realizzazione? Ce ne sono sostanzialmente 4 di prioritari. Uno che è connesso al doppio senso di Viale Marconi, una volta che andremo a misurare il traffico, come si comportano gli automobilisti, è la trasformazione del semaforo di Largo San Giovanni. Dopodiché c'è anche la trasformazione del semaforo di via Matteotti. Quello di via Beato Dorico è sparito già, lo dismetteremo con questo intervento, e quindi ci sono queste coppie di rotatorie, via Matteotti, viale Marconi, Largo San Giorgio, viale Grigoletti e via Montereale. Questi sono 2 interventi strategici per diciamo, agevolare le svolte, togliere le svolte a sinistra, togliere le code e quindi rendere anche il clima acustico e quello che respiriamo migliore, perché le rotatorie hanno anche questa funzione. Poi un'altra rotatoria strategica è quella qui vicino, tra Viale della Libertà e Viale Dante. La volontà sarebbe quella di rendere pedonale o comunque a traffico limitato una delle 2 brettelline di Piazza Risorgimento, ed è possibile farlo con l'istituzione di una rotatoria in luogo di un semaforo che consenta di liberare questo nodo, che è un nodo che quando ci sono le scuole, quando c'è tutto il traffico è molto pesante, e di rendere anche qui la possibilità di pedonalizzare e di migliorare la qualità all'interno del ring ma anche all'esterno, in modo da togliere quelle quote di traffico che vanno nelle viuzze laterali a causa appunto del senso unico del ring. Il doppio senso di Viale Marconi assume anche questa funzione. E per oggi è tutto, a voi la linea torna domani sempre alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.